I casi più recenti che sono capitati, di cui io sono a conoscenza, sono stato interessato diciamo indirettamente, sono proprio casi di palpeggiamento, di violenza sessuale nei confronti spesso di giovani donne, spesso con contratti di somministrazione, spesso anche soggetti a ricatti da parte di chi ha ruoli di rilievo e che in qualche modo approfitta di queste condizioni. Giovani lavoratrici precarie, ma non soltanto, sono loro le vittime principali di un fenomeno che sembra non conoscere crisi, le molestie sui luoghi di lavoro. La fotografia dei sindacati è puntuale quanto inquietante. C'è un sommerso soprattutto nelle realtà piccole perché c'è vergogna da parte di chi subisce le molestie e soprattutto c'è silenzio attorno perché in una realtà piccola è ovvio che chi denuncia rischia poi di essere la vittima e rischia di non avere soluzioni alla sua denuncia. Dignità personale e diritto al lavoro sono queste le dimensioni intaccate. In alcuni casi a entrare in azione è la consigliera provinciale di parità. Dall'inizio del 2023 ho ricevuto complessivamente una ventina di richieste di aiuto. Molestie sessuali e verbali, ma anche discriminazioni nei confronti di persone transessuali. Da qui il protocollo operativo siglato al Sant'Artemio tra la consigliera di parità, enti locali, sindacati e associazioni di categoria della Marca, nessuno escluso. Si tratta di entrare nei luoghi di lavoro con corsi e iniziative per guardare in faccia il problema in tutte le sue sfaccettature. Le molestie psicologiche, quelle sono distruttive nelle persone. Sono praticamente delle vessazioni sottili, delle minacce oppure degli atteggiamenti nei confronti dei dipendenti o anche tra colleghi che portano psicologicamente a perdere proprio le difese anche come persona. Io credo che comunque fare rete per questo motivo bisogna farla sempre, bisogna soprattutto sensibilizzare tutte le persone e tutti gli enti che sono vicini a noi. Mai arrendersi, appunto, mai piegare la testa, essere come quello slogan che c'è in pubblicità e dice io valgo, e quindi essere determinate.